Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che è molto usato nel meridione, non solo a Napoli, ma che in realtà si usa anche in napoletano, perché è uno di quei termini cosiddetti apolidi, ovvero che non hanno una precisa origine né in italiano né in napoletano, nessuna delle due o nei altri dialetti, non c'è una paternità vera e propria. Il termine in questione è guantiera. Allora, con il termine guantiera si identifica normalmente un vassoio o una scatola dove poter riporre i guanti, per questo guantiera. E questo è un termine molto del 700-800. Il problema è che dopo in napoletano è il vassoio che ha preso consistenza del termine ed è diventato il cabaret, quello che viene chiamato in francese il cabaret, ovvero il classico vassoio su cui per esempio in pasticceria si mettono la piccola pasticceria da portare a casa di un amico come gradito regalo per un invito a pranzo. La famosissima guantiera di paste, che è una tradizione napoletana tipica della domenica, così con tutte quante le paste particolari, ovvero le sfogliatelle, gli sciù, la testa di moro, il diplomatico. Poi faremo una puntata anche su alcuni classici, la piccola pasticceria napoletana, ma quella la faremo un'altra volta. Ed è interessante notare come questo termine abbia praticamente lo stesso significato, almeno d'origine, in italiano e in napoletano, però nel corso del tempo in napoletano abbia preso un'altra accezione. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio come al solito per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!